Imprenditore carismatico, travolgente e soprattutto amante del calcio. Già presidente del Torino, ma oggi presidente della Nissa FC. E qui con noi Luca Giovannone. Nella nostra trasmissione abbiamo questo faccia a faccia anche per conoscere in un certo senso l'altro lato di Luca Giovannone. La prima domanda che le faccio è la seguente: cosa spinge un uomo del nord, che poi volendo lei del nord non c'è perché è nato proprio nel cuore della nostra Italia, al centro, nella zona di Frosinone, ad investire comunque qui nel sud, in una terra con tanti quesiti, ma credo che abbia tantissime risorse? Lo dico in breve perché ci vorrebbe una puntata a parte, però ecco, io comunque poi dopo che ho ceduto il Torino a Cairo sono rimasto a vivere lì dal 2005 per 18 anni. Avevo rinunciato al calcio, salvo gli ultimi 5 con la mia azienda. Ho fatto la sponsorizzazione del Milan, c'è stata anche la vittoria dello scudetto, c'è stata anche la Champions League e poi però quando c'è stato il fallimento del Catania e il comune ha emesso il bando, ho pensato, ma Catania è una bella piazza e l'idea l'ha stuzzicato, mi vado insomma, a candidare. Perso il Catania perché giustamente è stata data a Pelligra, miliardario australiano, e Forza Catania. Mi hanno contattato da tutta Italia, devo dire, per propormi squadre dalla Serie A alla seconda categoria. immagino. E tantissime dalla Sicilia. Vincenzo Cancellieri, direttore generale della Nissa, mi ha invitato fortemente a visitare la città, è piaciuta a me, è piaciuta a mia moglie Ioana, e ho visto lo stadio. Quando ho visto lo stadio, che è uno dei migliori La potenzialità della Sicilia, ho capito che non era la piazza di Torino, non era la piazza di Milano, non era la piazza di Catania, però lì potevo realizzare un progetto che comunque una città come Caltanissetta, del centro Sicilia, di 70.000 abitanti, un progetto di calcio sano dove si può comunque arrivare lontano. Presidente, cosa le piace di più dei siciliani? Allora, io scherzando, Torino la chiamo la fredda Torino, ma la fredda sia come clima e anche come atteggiamento delle persone. Devo dire, Torino è una bellissima città, mi ci trovo bene, si trova bene anche mia moglie, però il calore umano che c'è in Sicilia mi ricorda il calore umano della gente ciociara, della gente dove io ho origine, Cercano, il mio paese, la provincia di Frosinone, e ci sentiamo meglio qui, quindi a noi piace questo amore che è reciproco, questa gioia di vivere, anche le cose più semplici, e questa passione per il calcio è incredibile. Poi a livello, poi io sono laureato in psicologia e ho compreso e anche studiato il fatto che il calcio è l'evento più seguito al mondo da tutti i punti di vista. È vero. Quando ho scoperto che anche il campionato di eccellenza è così seguito, ho capito che non era un essere sminuito a fare l'eccellenza, anche se dall'eccellenza ho sentito anche i cori dei nostri tifosi della curva, l'eccellenza non ci appartiene, Caltanissetta Sappiamo benissimo. È una città che merita molto. Quindi ci vuole poco ormai completamente per innamorarsi di questa bella terra. Ci vuole pochissimo ormai. Ma questa bella terra non ha nulla da invidiare. Con mia moglie abbiamo girato il mondo, anche i Caraibi, anche la stessa Sardegna. Noi abbiamo uffici in tutta Italia, anche in Sardegna abbiamo l'ufficio.
il mare della Sicilia niente da meno rispetto al mare dei Caraibi e rispetto al mare della Sardegna. Più tutte le bellezze, la storia, l'Etna e la Sicilia, tutto. Potrebbe essere una nazione a sé completa, potrebbe essere. Però è anche vero che è una terra piena di contraddizioni e lei probabilmente le avrà viste che comunque qualche contraddizione c'è anche nei comportamenti delle persone, credo. No. Non ho avuto questa fortuna. Io ho allora. visto solo lati positivi della gente, le contraddizioni fanno parte dell'essere umano. E devo dire che la sincerità che ho visto in Sicilia è da invidiare. Addirittura, quindi non l'ha riscontrata neanche in altre realtà? Assolutamente no. Che bella cosa. Allora, famiglia, lavoro, squadra, le manca ancora qualcosa per essere completamente felice? No, non mi manca assolutamente nulla e ringrazio Dio ogni giorno di quello che mi ha dato, insomma. Ci parli un po' della sua famiglia, perché noi, insomma, conosciamo poco, insomma, della sua bella famiglia che lo accompagna anche in questo bellissimo progetto targato Nissa. Allora, qui sono presenti Oana, che è la mia giovane moglie, che ormai da 10 anni mi segue in tutto, condividiamo tutte le passioni. E anche lei si è entusiasmata anche del calcio, Della Sicilia. anche della Sicilia ora e devo dire con lei lavoriamo anche insieme. Lei è una laureata in economia aziendale e ha preso un ruolo importante nella mia azienda. Io ho un'agenzia per il lavoro con uffici in tutta Italia. Mio figlio, che è il terzo figlio, a differenza delle prime due, anche loro laureate alla Bocconi in economia aziendali, che hanno scelto di lavorare con le multinazionali, una dirigente di Avanti, una della più grande società di consulenza al mondo, Bain & Co. In pratica Lorenzo invece ha scelto di lavorare, l'ha sempre detto che voleva lavorare con me. E l'ha coinvolto anche nel progetto Nissa. Come si è laureato 2 mesi fa, mi ha sorpreso perché pensavo si prendesse l'estate di vacanza, il giorno dopo si è messo a disposizione. E questa è una grande soddisfazione da papà e anche da presidente. Ha fatto una settimana di vacanza, però gli piace. Poi a noi il lavoro che facciamo, a me, mio figlio e mia moglie, ci piace, significa aiutare le aziende a cercare la manodopera, significa aiutare i disoccupati a cercare un lavoro e anche a formarli sul lavoro. È un lavoro che riteniamo nobile. Per chiudere, Presidente, l'ultima domanda. Tutti abbiamo un cassetto dei sogni. Il suo è vicino a lei, lo apre ogni tanto e spulcia quale potrebbe essere il suo vero sogno? No, il sogno è già realizzato perché non ci manca nulla e siamo felici di quello che abbiamo. Cerchiamo di proteggere quello che abbiamo. Nel calcio ora c'è questo progetto di andare il più lontano possibile con la squadra di Caltanissetta, con la Nissa. Nel lavoro cerchiamo di fare bene e portare avanti questa azienda che comunque è in crescita, anche perché purtroppo ora più che mai la manodopera in Italia non riescono a reperire le aziende e i disoccupati che cercano lavoro hanno bisogno di formazione, ora più che mai, quindi hanno bisogno di noi proprietari di agenzie per il lavoro. Per cui i sogni sono tutti avverati, però il sogno più bello è ogni giorno di godersi la vita come se fosse l'ultimo giorno. Complimenti, mi piace questa sua bella risposta. Io la ringrazio. Grazie. Speriamo di aver avuto modo di conoscere anche gli altri lati di Luca Giovannone, presidente della Nissa, a cui auguriamo chiaramente le cose più belle anche
con la sua famiglia, ma soprattutto con la gente di Caltanissetta. Grazie a lei, direttore, grazie a tutti.